La Regione, nell'ambito dell'Agenda Digitale del Veneto, ha progettato e sviluppato un'applicazione contenente i principali servizi pubblici regionali. Vivi Veneto unisce e integra più di 40 servizi attivi su diverse applicazioni e portali online. Un lavoro che ha visto la collaborazione anche del Digital Innovation Hub di Confartigianato Imprese Vicenza. Giovedì 18 maggio si è tenuto un incontro di presentazione dedicato ai soci ANAP. Vediamo. L'idea di Vivi Veneto è quella di cercare di coinvolgere in un unico punto d'accesso più di 40 servizi della Regione del Veneto, in questo momento suddivisi in diverse app e diversi portali online. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è proprio quello di cercare di dare un unico punto di riferimento, un unico canale diretto tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Quindi cercare di scavallare quella barriera che si crea tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Il bello di quest'app è un'app che è in continuo sviluppo, in questo momento ci sono dentro una quarantina, forse più di servizi, ma già adesso stiamo lavorando per cercare di implementarlo e mettere all'interno di questo contenitore nuovi servizi che andranno dal mondo del lavoro. In questo momento abbiamo all'interno il mondo della sanità, della pubblica amministrazione e del turismo. Dopodiché c'è un sistema di messaggistica diretta con l'utente e adesso proveremo a inserire all'interno dell'app il mondo del lavoro, implementare i servizi sanitari, migliorare sempre di più la fruibilità del servizio per il cittadino. Un'app innovativa, per certi versi è anche rivoluzionaria perché percorre, anticipa un po' quelli che sono i tempi relativamente alla realizzazione di nuove app. Il piano Gartner prevede che nel 2023 la nascita di queste super app, cioè queste app che sono in grado di accogliere in un unico luogo diverse app con diverse funzioni. L'app è un'app in continua evoluzione che crescerà anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, con l'introduzione di nuovi servizi. Ci sarà ad esempio una nuova area dedicata al mondo del lavoro, piuttosto che nuovi servizi in ambito sanitario, ad esempio il borsellino per i celiaci. L'app è stata strutturata in modo tale che ci sia una sezione dedicata a eventuali suggerimenti da parte dei cittadini che la usano. Questi suggerimenti, c'è un team di lavoro che quotidianamente segue queste segnalazioni, le raccoglie, cerca di fare sintesi e poi ovviamente cerchiamo, laddove possibile, anche di dare un riscontro realizzando i veri e propri servizi. Sono qui oggi in rappresentanza del Vicenza Innovation Lab, un progetto che è stato sviluppato con i fondi comunitari negli ultimi anni e che mette insieme un'aggregazione di 4 comuni, oltre a Vicenza, Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo e Torri di Quartesolo, che hanno sviluppato una rete di punti di facilitazione, uno dei quali è proprio qui, presso il Digital Innovation Hub di Confartigianato, che è stato nostro partner in questo progetto. Vicenza Innovation Lab ha proprio l'obiettivo di far incontrare i servizi sviluppati dalla pubblica amministrazione, come l'app Vivi Veneto, che oggi verrà presentata, e i cittadini, soprattutto i cittadini che sono più fragili da un punto di vista dell'informazione digitale, dell'approccio ai servizi digitali. Quindi sono punti dove vengono presentati i progetti, vengono presentati i servizi digitali sviluppati dalla PA, ma anche dove i cittadini possono venire le loro iniziative, chiedere supporto, assistenza e sanno di trovare assistenza nell'utilizzo di questi servizi. Questo progetto verrà ulteriormente rilanciato con i fondi PNRR, dove il Comune di Vicenza ha appena presentato domanda di sostegno, siamo in attesa dell'esito che dovrebbe arrivare entro l'estate, e che si propone di ampliare i punti di facilitazione digitale, così chiamati adesso, ampliando appunto il numero, passando dai 5 attuali a 9 e includendo 4 ulteriori comuni che sono Quinto Vicentino, Caldogno, Costabissare e Longare. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione.